Né eccellenza né promozione, fallisce ufficialmente il progetto dell'Agragas 2.0, del quale si era fatto carico l'assessore allo sport del comune di Agrigento Giovanni Amico, per fare ripartire la squadra da un torneo dilettantistico minore, dopo 3 anni di professionismo a cui è seguita la mancata iscrizione al campionato. La Lega Sicola, di cui è presidente regionale l'ingegner Santino Lopresti, che aveva ricevuto una lettera firmata da Amico e dal sindaco Filetto, con cui veniva chiesta formalmente l'iscrizione in eccellenza dell'Agragas, ha comunicato le squadre che compongono i gironi di eccellenza e promozione. La società biancazzurra non è stata inserita. Nessun atto formale e burocratico è stato compiuto dopo la lettera, sottolineano dalla Lega. Ciò significa che non vi sarebbe nessuna società, né sarebbe stata messa in piedi alcuna cordata imprenditoriale. L'Agragas, precisa la Lega Nazionale Dilettanti della Regione Sicilia, non ha avuto la priorità. Un'eventuale ammissione ad un campionato di categoria superiore, eccellenza o promozione, potrà avvenire solo ed esclusivamente dopo aver esaurito la graduatoria delle domande di ripescaggio, pervenute da altre squadre, formulate in base al regolamento emanato dal Consiglio regionale. C'è comunque qualche altro giorno di tempo per tentare di iscrivere una squadra in prima categoria, ma si tratterebbe di calcio per puro passatempo.